Se l'invito è alla sobrietà, dobbiamo ricordare che le cerimonie ufficiali per la liberazione sono improntate proprio al rispetto profondo che noi abbiamo per le persone che sono morte e che hanno combattuto per questa liberazione. È su quella sobrietà invocata dal governo che si consuma lo strappo a Mogliano, dove il sindaco con una lettera ha comunicato l'annullamento del corteo che solitamente si tiene il 25 aprile. Niente musica, banda o cori, niente bella ciao per intendersi, e questo in ossequio al lutto nazionale per Papa Francesco. Ma la polemica è chiaramente servita, come sempre, più di sempre. Non mi pare ci sia nulla di poco sobrio nel poter fare questo tipo di iniziativa, voglio dire. Mi pare invece molto poco sobrio il fatto di non farla fare. Dal canto suo Bortolato non ci sta e mostra carte alla mano come il comune abbia patrocinato il Vento Fischia, il mese di eventi voluto da ANPI e associazioni varie. Se il 25 la cerimonia sarà un po' ridotta anche per il lutto nazionale e non faremo come facciamo al solito un sacco di cose, insomma, ma ne faremo meno, insomma, questo non vuol togliere nulla al valore del 25 aprile. Sindaco che farà un discorso ridotto, non solo. Abbiamo chiesto anche all'ANPI insomma, di astenersi dal parlare, visto che ha avuto anche già molte altre occasioni insomma, per parlare. Faremo una cerimonia contenuta nel rispetto del lutto. Quindi lei ha chiesto al presidente Giuliana Martonna di non parlare sostanzialmente domani? Sì, lo ricordo, saremo in pochi qui in piazza perché vedete la piazza è assolutamente ridotta, saremo in pochissimi. Per l'opposizione la questione è di natura politico-ideologica e ha a che fare con il passaggio recente di Bortolato a Fratelli d'Italia. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di certo, purtroppo, politicamente si sta tentando di strumentalizzare la propria figura istituzionale ai fini di contenere, diciamo, quella che può essere una memoria diffusa rispetto ai temi della resistenza e dell'antifascismo. La strumentalizzazione è del PD, controreplica Bortolato. Io sono sindaco da 6 anni e sui valori del 25 aprile, sui valori della Costituzione assolutamente non è cambiato nulla, rimango il sindaco, il mio pensiero rimane lo stesso di prima, assolutamente. Quindi lei continua a dichiararsi antifascista? Ma certo, il 25 aprile, lo ripeto, non è una festa solo dell'ANPI, è una festa di tutti gli italiani. Intanto lo stop al corteo divide la città. Dal punto di vista mio, politicamente, anche se non facessero alcuna parata, per me sarebbe la stessissima cosa, ma questo è un mio parere personale politico. Mi verrebbe da dire che insomma, l'amministrazione di Mogliano sia tale che evidentemente si trova bene nel trovare una scusa per non festeggiare il 25 aprile, ma questo è un pensiero cattivo di chi non la pensa come gli amministratori di Mogliano Veneto.